Appassionati di futsal, buon pomeriggio da Antonio Iozzo e benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia Mantova, sfida valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Grande attesa in casa Lido per l'esordio di Pauligno, che si spera possa essere l'arma in più nella corsa salvezza. Dall'altra parte un Mantova reduce da 5 KO consecutivi e ancora a caccia dei primi punti in questo 2020. Il saluto tra le due squadre in mezzo al campo, noi ne approfittiamo per andare a conoscere i quintetti di partenza. Lido con Di Ponto tra i pali, in mezzo al campo Gattarelli, Motta, Rocia e Pauligno, ultimo arrivato Bomber di Razza, su cui il Lido punta tantissimo. A disposizione di Maurizio Grassi anche Cerulli, Esposito, Cutrupi, Renghifo, Scalambretti, Barra, Lutta e Gallassi. Risponde il Mantova con Ricordi tra i pali, in mezzo al campo Bocao, Leleco, Dimas, Poletto. A disposizione di Giuseppe Milella, Micheletto, Carletti, Bueno, Parrell, di guida Salas, Mateus, Cabeza e Fontaniello. A dirigere l'incontro il signor Nicola Acquafredda della sezione di Molfetta e il signor Fabrizio Andolfo della sezione di Ercolano. Al cronometro Marco Moro di Latina. Si avvicina il fischio d'inizio di questo match, entrambe le squadre hanno bisogno di punti. Il Lido nella corsa salvezza, il Mantova per interrompere una striscia negativa fatta di 5 sconfitte consecutive. Nessun punto in questo 2020, decisamente meglio per il Lido, che nell'ultimo turno ha espugnato il campo del Genova conquistando 3 punti importantissimi in ottica salvezza e conquistando anche la prima vittoria esterna del suo campionato. Partita tutta da vivere qui al Pala di Fiore, all'andata un emozionante 2-2. 2-2 maturato negli ultimi 6 minuti di gioco con il vantaggio di Mateus, poi la rimonta del Lido, passato in vantaggio con Motta ed Esposito e poi raggiunto a 7 secondi dalla sirena dal gol di Cabeza. Ci siamo quasi, primo possesso di questa sfida che sarà a favore del Mantova. Mantova che attaccherà da destra verso sinistra dei vostri schermi. Vediamo già Capitan Leleco e Poletto sul punto di battuta. Mantova in completo bianco con inserti rossi, Lido con il classico completo blu. Ci siamo, ormai è tutto pronto qui alla Pala di Fiore, fischietto in bocca. Si comincia, primo possesso a favore del Mantova, Bocao, Leleco, Dimas di prima intenzione per Poletto, arrivato nel corso del mercato invernale dalla Feldi Eboli. Bocao, Poletto, Leleco, il giro palla del Mantova, pallone in avanti a cercare Poletto contro Gattarelli, la chiusura dell'ex Lazio che mette in fallo laterale. Resta in avanti la squadra di Milella, se ne sono andati i primi 20 secondi di gioco. Possesso per la squadra ospite, pronto Leleco, vicino Bocao, servito, palla in mezzo, chiede una deviazione. Pronto Dimas, scucchiaiata, Poletto al volo, destro alto sopra la traversa, Di Ponto con le mani, primo possesso per il Lido che prova a impostare, Motta fa passare il pallone, scontro tra Pauligno e Bocao, fallo di Pauligno, calcio di punizione per il Mantova. Primo fallo dell'incontro, lo ha commesso Pauligno, come detto il più atteso quest'oggi. Leleco, Dimas in avanti, grande anticipo di Gattarelli, Motta si gira, cerca ancora Gattarelli, viene chiuso, Pauligno tocca il primo pallone del suo match, Motta, pressione del Mantova che recupera il pallone. Ottimo l'approccio a questo match della squadra lombarda che adesso gestisce, prova a pressare il Lido che si prende il fallo laterale.
Rocia, Gattarelli, allarga, Paulinho di prima, trova Rocia, pensa al mancino, poi la suolata, perde il pallone Lido, riparte il Mantova, attenzione a Poletto, saltato Gattarelli, non arriva nessun fischio da parte del direttore di gara, ha rischiato Gattarelli, ha protestato la panchina del Mantova, si prosegue, rimessa laterale dunque per i padroni di casa che hanno rischiato sulla ripartenza avversaria. Motta allora, Gattarelli, Rocia, attraversa il campo, poi trova Motta di prima, Dimas in fallo laterale. 1:13 sul cronometro del primo tempo, 0-0 al Pala di Fiore. Motta, Rocia, pressato, rischia tantissimo, attenzione a Dimas, la conclusione. Soddisfatto Milella, Mantova molto aggressivo, Lido in difficoltà in questo avvio di match. Rocia, Leleco recupera il pallone, Dimas all'indietro, Bocao ancora Mantova, Poletto la chiama Dimas, la riceve Bocao, Dimas profondità, pallone nel vuoto, la chiama Di Ponto che blocca senza problemi la sfera. Gattarelli, Motta, Paulinho contro Bocao, perde il pallone, Bocao centralmente, Leleco! 1-0 Mantova, il vantaggio della formazione ospite dopo 1 minuto e 54 secondi di gioco. Lo avevamo detto, il Mantova era partito alla grande e ha sbloccato il match dopo meno di 2 minuti grazie al capitano. Grande recupero del pallone di Bocao, poi la firma del capitano Leleco fa 1-0 al Pala di Fiore. Lido costretto a inseguire, costretto a cambiare marcia. Rocia sulla sinistra, Motta, Paulinho difende il pallone, lo scarica all'indietro, Gattarelli, Rocia anticipato da un super intervento in scivolata da parte di Leleco, l'uomo che sta decidendo il match. Rocia pronto a battere questo fallo laterale, si muovono i compagni, Motta con il mancino lo prepara, alto sopra la traversa, si era liberato bene, si era coordinato bene, non ha inquadrato lo specchio. Gabriel Motta, miglior marcatore del Lido con 15 gol, la stellina ex Maritime. Poletto prova ad alzare il baricentro del Lido, Bocao però con calma, personalità. Poletto contro Gattarelli, se ne va, mette in mezzo, Bocao in scivolata, non trova la deviazione vincente. Un grande Mantova al Pala di Fiore in questo avvio di match, ancora sotto shock il Lido che adesso prova a scuotersi con Rocia. Gattarelli, l'esterno per Motta, la pressione, Motta danza sul pallone, poi Rocia di prima, Paulinho, grande triangolo, per poco però il Mantova non recupera il pallone. A quel punto sarebbe stato abbastanza semplice andare alla conclusione verso la porta difesa da Di Ponto. Rocia, lancio, Paulinho aggancia bene, malinteso con Gattarelli, ma arriva Rocia di prima, Motta, cercato Paulinho, lanciato subito nella mischia, Gattarelli si accentra all'indietro, Rocia, c'è la deviazione di Bocao, c'è il fallo laterale, il Lido guadagna metri. Quarto minuto del primo tempo, conduce il Mantova qui al Pala di Fiore grazie al gol di Leleco dopo 1 minuto e 54 secondi. Gattarelli cerca un compagno, si affida a Rocia, rimessa laterale per il Mantova, non è riuscito a gestire il possesso Raul Rocia. 13 gol in campionato per l'ex Lazio. Dimas pressato, l'errore del Mantova e allora il Lido resta lì in avanti a pressare con il pallone tra i piedi. Gattarelli toccherà per Motta, suolata di ritorno, scambiano i due, Motta va da solo con il destro, poi Bocao prova a uscire il Mantova, la chiama Dimas, la riceve
può puntare Rocha, Dimas mette in mezzo, non arriva Parrell. Gattarelli, Rocha, Barra, spalle alla porta, si gira, cerca Gattarelli, pallone interessante sul mancino di Gattarelli, risponde il Lido, ritmi alti qui al Pala di Fiore, Dimas con il tacco. Autore del 2-2 nel corso della gara di andata, a 7 secondi dalla sirena. Bocao tiene in campo un pallone complicato, lo serve però a Rocha, adesso Renghifo, Rocha imposta a lui, Barra spalla la porta, gestisce bene il pallone, torna da Rocha, superato il centrocampo, Rocha porta il pallone, ancora lui, tocco all'indietro, Renghifo, motta di prima, Barra termina a terra. Energico l'intervento di Bocao, secondo il direttore di gara falloso, allora primo fallo anche per il Mantova, parità nei falli, il punteggio invece dice 1-0 per i ragazzi di Milella, decide il gol di Leleco al secondo del primo tempo. Adesso siamo giunti al quinto della prima frazione, calcio di punizione interessante per il Lido, la rincorsa di Rocha che sposta anche i cartelloni pubblicitari. Il fischio, il direttore di gara, la rincorsa di Rocha, è uno schema, cercato Paulinho, ricordi a dire di no sulla conclusione di Paulinho che torna subito in panchina, era entrato solamente per andare a calciare sugli sviluppi di questa punizione. Attento Ricordi, di nuovo in campo Renghifo, angolo per il Lido, servito Renghifo, destro Murato, Motta si accontenta del calcio d'angolo, buona la reazione del Lido che adesso insiste alla ricerca del pareggio, pallone interessante quello di Motta, nessuno però ha creduto in questa palla e allora rimessa laterale per il Caos Mantova che andrà a battere con Micheletto, scambio con Parrell, poi Salas, Parrell, frenata Salas, in avanti Micheletto di prima intenzione, pallone impreciso, possesso a Lido, è cresciuta la squadra di Maurizio Grassi, reduce come detto dal successo sul campo del Genova, il primo successo esterno del campionato. Barra centralmente, Cabeza recupera il pallone, ancora l'88, all'indietro Parrell con il tacco, gran palla per Cabeza che si accentra, Cabeza, gran giocata, gol fantastico, il raddoppio del Mantova con la giocata di Cabeza, 2-0 al Pala di Fiore. Era cresciuto il Lido, ha segnato però ancora una volta il Mantova, doppio vantaggio per la formazione ospite, protagonista di un avvio straordinario qui a Ostia sul campo del Lido. Raramente abbiamo visto il Lido così in difficoltà davanti ai propri tifosi, 2 gol da recuperare, manca una vita ma bisogna cambiare atteggiamento. Mantova permettendo, la squadra di Milella gestisce il pallone, poi la chiusura di Renghifo, la palla però ancora dei Lombardi, Parrell a cercare in avanti Cabeza, strattonato da Renghifo, calcio di punizione per la squadra ospite, secondo fallo commesso dal Lido, possesso Mantova con Parrell, Micheletto, Parrell, Cabeza, pressato, non si scompone, gran tocco di Parrell, Cabeza controlla male. E allora Di Ponto con le mani, lancio lungo, la testa di Micheletto, poi quella di Parrell, la rimessa laterale per il Lido di Ostia.
Cutrupi recupera il pallone, sarà lui a battere questo fallo laterale, anzi no, Renghifo, poi Barra si gira in area e accorcia le distanze. Federico Barra, grande giocata, il Lido è sul -1. Gol fantastico di Barra, lavoro perfetto da pivot e Barra accorcia le distanze facendo esultare il pubblico del Pala di Fiore. Salas, Parrell, Micheletto, Parrell pensa al lancio, cambia idea, Salas allora, pressato da Cutrupi, Parrell di prima, pallone complicato che termina in fallo laterale e allora possesso Lido, andrà Renghifo, si fa vedere Barra, adesso Cutrupi, il mancino, palla alta sopra la traversa, conclusione abbastanza centrale, sembrava sulla traiettoria, ricordi che adesso è andato a servire Micheletto, controllo complicato, la palla supera la linea che delimita il campo, rimessa per il Lido, 6 primi 18 secondi sul cronometro del primo tempo e avanti il Mantova 2-1 sul campo del Lido che adesso attacca, Renghifo, Solata, Esposito non trova Cutrupi e allora rimessa laterale questa volta per il Mantova, dentro Leleco, fuori Parrell, dentro Bocao, fuori Micheletto. Possesso per la squadra di Milella, Poletto contro Renghifo, scarico all'indietro, Leleco imposta, Bocao riceve, profondità, Poletto in area di rigore contro Di Ponto, Cutrupi salva sulla linea. A un passo dal 3-1 il Mantova, grande intervento di Cutrupi che ha evitato il -2, insiste però il Mantova, Dimas sulla sinistra, Leleco di prima, la testa di Poletto, poi Cutrupi si accontenta del fallo laterale, bella partita al Pala di Fiore, ritmi altissimi con tanti cambi da una parte e dall'altra, i due tecnici sfruttano la profondità della propria rosa con continui cambi da una parte e dall'altra. Va bene così, soprattutto per lo spettacolo. Esposito riceve il pallone da Gattarelli, viene pressato, allontana Leleco in anticipo su Cutrupi, poi Dimas tocca Esposito, fallo laterale per la squadra avanti nel punteggio, 2-1 qui al Pala di Fiore. Leleco e Cabeza, poi la rete del -1 realizzata con una straordinaria giocata da Federico Barra. Leleco, Dimas, Leleco, il capitano, cerca ma non trova Poletto, rimessa laterale battuta da Gattarelli, Esposito a destra da Cutrupi, vuole puntare, le finte del 10, poi il tocco all'indietro, Esposito per Lutta, grande ex dell'incontro, Lutta si gira, pressato da Bocao che recupera il pallone, grande avvio di Bocao, poi Poletto, la magia, se ne va Poletto, ancora lui, Poletto tutto da solo, Poletto, Di Ponto, il fallo laterale sulla magia di Poletto che aveva saltato tutta la difesa del Lido ma poi ha sbattuto contro l'ex Virtus Aniene. Si resta sul 2-1, partita viva più che mai al Pala di Fiore, ottavo del primo tempo, un gol a dividere le due squadre. Lutta sul pallone, dicevamo grande ex dell'incontro, lo scorso anno ha contribuito alla promozione conquistata dal Mantova. Cutrupi spalla alla porta, malinteso con Esposito, il pallone buono per Lutta, Gattarelli, Cutrupi per Gattarelli, messo in difficoltà il 4 del Lido, il possesso però ancora a favore dei padroni di casa. Gattarelli, Esposito, Cutrupi centralmente, vuole andare da solo Cutrupi, Lutta, pallone complicato per Esposito, un po' di confusione, pallone per Cutrupi che ha avuto la palla del 2-2, ringrazia i compagni, azione un po' confusa che però aveva portato Cutrupi davanti alla porta di Ricordi, conclusione non perfetta e allora Mantova che può ripartire. Bocao, Leleco, la vuole Poletto, servito adesso, sale il Lido, Poletto, Dimas, Leleco, Dimas con qualità i ragazzi di Milella,
che vogliono accorciare il gap dalla zona playoff, distante 5 punti dopo la vittoria del signor Prestito. Con questo punteggio il Mantova si riporterebbe sul -2, ma soprattutto ritroverebbe una vittoria che manca da tantissimo, esattamente dal 21 dicembre, 10-2 contro il Latina. Rimessa laterale, pronto Dimas. Leleco vicino a lui, viene servito, palla in mezzo, Roccia a murare il tentativo avversario. Nuova rimessa laterale per il Mantova, questa volta il tocco è all'indietro, Bocao a gestire. Dimas centralmente per Leleco, recupera il Lido, prova a ripartire Cutrupi, non ci riesce, allora Bocao, Dimas sulla destra, Leleco, punta Gattarelli che chiede il fallo laterale, viene accontentato, il possesso è del Lido, torna in campo Motta, servito immediatamente da Roccia, va a puntare Motta, si accentra, vuole lo spazio per il mancino, poi cerca Lutta, pallone impossibile, Ricordi blocca, servito Leleco. Gran pallone per Poletto, spara alla porta, si alza la sfera, la tocca in maniera precisa per Bocao, Leleco, Dimas si accentra, Dimas con il destro, pallone sulla traversa, ancora Dimas, fuori, doppia chance gigantesca per il Mantova. Abbiamo visto la potenza, la classe e la tecnica di Dimas che ha spaccato la porta. Fortunato il Lido in questo caso. Si resta sul 2-1 quando siamo quasi giunti a metà del primo tempo, 10:38 all'intervallo, possesso per Lutta. Verso Roccia, il solito anticipo di un Bocao fin qui immenso. Gattarelli sul punto di battuta, Motta. Roccia verso Paulinho che ringrazia, non è ancora entrato bene in partita Paulinho, all'esordio con la maglia del Lido di Ostia, ha avuto a disposizione la sosta per le nazionali Maurizio Grassi per far inserire il nuovo arrivato, intanto Roccia calcia, cartellino giallo per Bocao, fallo di mano del 4, forse in area di rigore, da capire, al limite il direttore di gara va a segnalare il calcio di punizione. Opportunità per il Lido su palla inattiva, sugli sviluppi di un fallo laterale è nato il gol di Barra, adesso un calcio di punizione, occhio soprattutto al mancino di Motta. Dicevamo della sosta che ha permesso a Maurizio Grassi di lavorare sull'inserimento di Paulinho, che aveva iniziato la stagione in Spagna, poi il richiamo dell'Italia troppo forte per questo campione senza età che nella sua prima stagione italiana nel 2013-2014 vinse il titolo di miglior marcatore del campionato di Serie A con il Martina, realizzando 29 gol in 17 partite. Poi tante altre esperienze in Italia, Lazio, Coggianco, Acquasapone, Rieti, senza mai perdere il vizio per il gol. Attenzione a Motta, il mancino, Ricordi, poi Motta va da Roccia, ancora Ricordi. Doppia parata del numero 12 che mantiene il vantaggio dei suoi. Pressione alta del Lido sulla rimessa laterale del Mantova. Mateus, Dimas, lancio lungo, Scalambretti di testa, poi Motta accarezza il pallone, lo mette giù, Paulinho. L'errore, Bocao, prova ad andarsene Bocao, duello fisico con Paulinho, alla fine rimessa laterale, le scuse di Paulinho che ha rischiato tantissimo in questa circostanza, poi ha rimediato concedendo solamente il fallo laterale. Pallone in mezzo, Di Ponto blocca la sfera, poi scarica su Motta, Roccia, Motta messo in difficoltà, Scalambretti rischia, tocca per ultimo Poletto, rimessa da fondo campo, Di Ponto pronto con le mani. Roccia in avanti, Paulinho
duello con Bocao. Rocha può puntare Mateus, le finte, Rocha mette in mezzo Ricordi e poi Bocao sul soffitto del pala di fiore, fallo laterale per il Lido. 9:20 all'intervallo. Motta con il mancino, non trova la porta, palla alta sopra la traversa, nessun problema per Ricordi, sarà rimessa da fondo campo. Ricordi, Parrell, Mateus, l'ex Pesaro, torna da Parrell, di prima a Cabeza, Bocao pressato, rischia qualcosa, Cabeza in fallo laterale, mettendo a dura prova la nostra telecamera, la postazione soprattutto del nostro operatore. Rocha, Scalambretti, Rocha in avanti, Paulinho deve girarsi, Paulinho allarga bene, Motta finta il mancino, va sul destro, murato dal raddoppio di Mateus, insiste il Lido, Motta servito, controlla il pallone, perde qualche metro, poi cerca Paulinho, trova la chiusura di Parrell, rimessa laterale per il Lido che vuole il pareggio. 8:43 all'intervallo, Motta, Rocha riceve, vuole puntare Cabeza, le finte del 14, se ne va, pallone in mezzo, Paulinho si presenta così ai suoi nuovi tifosi, 2-2, parità ristabilita. Prima partita, primo gol, Paulinho, bomber vero, 2-2 al pala di fiore. Sulla super giocata di Rocha, il tocco vincente, probabilmente con il tacco di Paulinho, e il Lido ha rimesso a posto la situazione dopo essere andato in svantaggio di 2 reti. Primo tempo emozionante qui a Ostia. Parrell adesso, Cabeza controlla il pallone oltre la linea del fallo laterale e allora possesso per i ragazzi di Maurizio Grassi che hanno reagito alla grande dopo un avvio shock. Esposito, Scalambretti, uno dei 2 acquisti della sezione invernale. Bocao recupera il pallone, Mateus di punto a protezione del primo palo, mette in calcio d'angolo, prima però il time out chiesto da Giuseppe Milella, 60 secondi di pausa anche per noi. Cabeza con il destro, tocca Mateus, rimessa da fondo campo, pronto di punto con le mani, è scattato Motta, è partito anche Esposito, cercato l'aggancio, poi Mateus spazza via. Possesso Lido, torna in avanti la squadra di Grassi, 7:57 al termine del primo tempo, 2-2 qui al pala di fiore, calcio d'angolo Lido, pronto Esposito, pallone in mezzo, respinto, ancora Esposito, poi esce Di Ponto che mette in tribuna il pallone sulla pressione veemente di Mateus.
Fallo laterale dunque per il Caos Mantova. Bocao, Mateus, Parrell, gran pallone per Cabeza, di punto in angolo, protegge benissimo il primo palo il portiere del Lido. Che bella partita, parità assoluta nel punteggio e nei falli, 2-2. Bocao, la testa di Scalambretti che riceve i complimenti di Maurizio Grassi. Sta guadagnando minutaggio Federico Scalambretti, arrivato dalla Lazio nel mercato invernale. Motta, Barra, grande difesa del pallone, poi Motta sulla destra, salta Parrell, mette in mezzo, troppo avanzato Esposito. Occasione importante per il Lido che ha avuto la palla per mettere la freccia, si resta sul 2-2. Adesso è il turno del Mantova, tocca male Parrell e allora possesso Lido. Quanto è cresciuta la formazione di Grassi dopo i primi 5 minuti. Cutrupi, Gattarelli, Esposito di prima intenzione, Barra con il petto, pressato da Bocao, tiene palla il Lido, Esposito, Gattarelli, Barra sulla sinistra. Potrebbe ricominciare, lo fa in questo momento Gattarelli, imbucata per Cutrupi che si prende il fallo laterale. Pronto il 10 a battere. Pallone in mezzo, arriva il gol di Esposito, la ribalta il Lido, 3-2 al Pala di Fiore. Matteo Esposito. Un'altra palla inattiva, battuta alla perfezione e il Lido avanti per la prima volta in questo match. Rimonta da sogno, ma manca una vita e di sicuro il Mantova proverà a reagire. Di guida, Cabeza, spalla alla porta contro Gattarelli, Cabeza. Il calcio di punizione è per il Lido di Ostia. Terzo fallo del Mantova. Gattarelli, Esposito, Gattarelli, Barra, cerca l'1 contro 1, ultimo tocco di Bocao, rimessa per il Lido, un Lido capace di ribaltare il doppio svantaggio iniziale. Cutrupi, Di Ponto, pronto al lancio lungo, diventa un tiro, palla alta sopra la traversa, ricordi di guida per Bocao, Parrell, Lido pressa ancora alto, Cabeza riceve il pallone, Parrell di prima, Bocao messo in difficoltà, pressato da Rocia, manca l'anticipo Esposito che poi rimedia. Di Ponto con i piedi, cerca Barra, pallone perfetto, controllo con il petto, Barra con l'esterno per Cutrupi, ancora Barra centralmente, vuole lo spazio per il destro, Barra, palla fuori, 6-0-5 all'intervallo, applaude il pubblico del Pala di Fiore che si sta godendo un super Lido di Ostia. Parrell sbatte su Cutrupi, rimessa laterale per la squadra di Milella, fuori di guida, dentro Dimas, serve il suo talento per riprendere questa partita che sembrava in discesa dopo i primi 6 minuti di gioco. Barra, è partito Gattarelli, pallone illuminante per lui, sul secondo palo Cutrupi, con un istante di ritardo, ha avuto la palla del poker, si distende alla grande il Lido che adesso fa tornare in campo Paulinho. A segno nel giorno del suo esordio, Cabeza vuole puntare, poi va da Dimas, Gattarelli scivolata, mostruoso, e poi pallone allontanato, non ci sta il Mantova e allora Parrell. Leleco aveva sbloccato il match il capitano dopo meno di 2 minuti, adesso va a cercare Cabeza, carpiona il pallone, si gira, duello con Gattarelli, conclusione di Ponto in angolo sulla giocata personale di Cabeza, a un passo dalla doppietta.
dopo il gol del momentaneo 2-0, ha avuto la palla del 3-3, attento Di Ponto che ha messo in calcio d'angolo, andrà Parrell. 5-17 al termine della prima frazione. Dimas, destro al volo, fuori di nulla. Grande conclusione di Dimas. Adesso il time out chiesto da Maurizio Grassi. Terminato anche il secondo time out, andremo dritti fino all'intervallo, poco più di 5 minuti ancora da giocare in questa prima frazione. Lido avanti 3-2 sul Mantova, Paulinho all'indietro, Rocia per Cutrupi, pallone leggermente lungo, ringrazia Cutrupi, possesso Mantova, ricordi con le mani. Parrell, lancio lungo, la testa di Cutrupi, poi Paulinho arriva sul pallone, Rocia con il cucchiaio, termina a terra dopo l'uscita di Ricordi che batte, poi Dimas si ferma, gioco fermo al palla di Fiore, si è rialzato Rocia che si lamenta per un colpo sull'orecchio. Chiaro il cenno al direttore di gara, adesso il chiarimento con Ricordi che sosteneva di non aver toccato l'avversario, adesso si danno il 5, torna la calma al palla di Fiore dopo qualche istante di nervosismo. Il Lido restituisce il pallone al Mantova, operazione da ripetere. Paulinho, Dimas e poi Parrell. Dimas tocca Cutrupi, fallo laterale. Dimas per l'Eleco, cambio di lato, si torna da Dimas, aveva capito Rocia, poi recupera Cutrupi per Paulinho, arriva anche Rocia, ha rischiato il Mantova, calcio d'angolo per il Lido. Richiamo per la panchina di Maurizio Grassi, troppi giocatori in piedi. Rocia per Paulinho con il mancino, non trova la porta. Chance Lido. Adesso il possesso per il Mantova. Attende il Lido, Parrell dà indicazioni ai compagni, poi serve Dimas, l'Eleco centralmente, Dimas, Parrell, la chiama Poletto, la riceve, va con il destro da casa sua, nessun problema per Di Ponto che cerca Rocia, pallone impreciso, rimessa laterale per il Mantova, 4 primi, 6 secondi all'intervallo, 3-2 Lido in rimonta dopo il 2-0 del Mantova, firmato l'Eleco e Cabeza. Parrell, Dimas sulla destra, capitano dell'Eleco, riceve il pallone, profondità per Poletto, contrastato in maniera efficace da Lutta che ha messo in fallo laterale, insiste il Mantova, Dimas riceve il pallone, lo controlla male e allora rimessa Lido con Motta che scambia con Paulinho. Lutta, Rocia non trova Paulinho, chiede scusa il 20 del Lido, l'Eleco, Parrell, lancio per Poletto, controllo con il petto, pronto il raddoppio, il pallone arriva a Dimas che
che allarga su Parrell, si torna da Dimas, si va a sinistra da Leleco, possesso Mantova, Poletto contro Lutta, spalla alla porta, Poletto si gira, Murato, riparte Rocia, Motta fermato da Dimas, brutto pallone perso, attenzione a Poletto nel traffico, fermato da Paulinho, adesso a ripartire è il Lido, l'errore di Rocia, tanta confusione, Dimas, Leleco in porta, Di Ponto, poi arriva Dimas e Rocia mette in angolo. A terra due giocatori del Lido, problemi per Paulinho e Di Ponto. Si rialza Paulinho, in questo istante lo fa anche Edoardo Di Ponto, il direttore di gara va a sincerarsi delle sue condizioni, si scalda Cristian Cerulli, riscaldamento precauzionale quello del secondo portiere del Lido di Ostia. Dimas dalla bandierina mette in mezzo Leleco, conclusione potente ma imprecisa. Di Ponto cerca Rocia con lo sguardo, lo trova, Rocia difende alla grande il pallone, danza sulla sfera, ancora Rocia, Renghifo, Rocia, la pressione del Mantova, Rocia tiene la sfera, Renghifo, Motta, altissimo il Mantova a pressare, Renghifo, la frenata del giocatore nato in Venezuela, Rocia, lancio lungo per Lutta, controllo con il petto, Lutta! Graziato ai ricordi, poteva fare di più Lutta, che ha avuto la palla del +2 per il Lido. Tutto perfetto, il controllo, lo scatto, un po' meno la conclusione. Grande chance per Lutta, che poteva realizzare il più classico dei gol dell'ex. Si resta sul 3-2, Dimas, Leleco, il capitano in posta, Bocao pressato, rischia qualcosa contro Motta, ancora Bocao, perde metri, trova Leleco, Lido altissimo, Poletto, Bocao, rischia, ma alla fine si prende la rimessa da fondo campo, ricordi. Lancio lungo, spizza Poletto, blocca Di Ponto sulla linea. Ultimi 2 minuti di una prima frazione a dir poco entusiasmante. Motta si allunga il pallone, fallo laterale, andrà Dimas che vuole accelerare, Leleco sbatte su Renghifo, 1:54 all'intervallo. Le indicazioni di Maurizio Grassi, che cerca la seconda vittoria consecutiva sulla panchina del Lido. Lido che non ha mai vinto 2 gare di fila in questo campionato di Serie A. Poletto, Dimas va a concludere, Di Ponto eccezionale in fallo laterale, riflesso felino di Edoardo Di Ponto, il Lido resta avanti. Leleco in mezzo, Renghifo di testa spizza il pallone, rimessa laterale, Dimas all'indietro, Bocao, Dimas, Bocao, poi Leleco sulla destra, punta Esposito, Leleco mette in mezzo, Renghifo fa buona guardia, poi tocca per ultimo Poletto, rimessa da fondo campo, 90 secondi alla fine di questo primo tempo, malinteso Di Ponto Lutta, Lutta ringrazia e poi va a sedersi in panchina, al suo posto Cutrupi, il possesso però è del Mantova, cambia anche per Milella, Bocao, Leleco, Dimas sulla sinistra, punta Renghifo, la chiusura del 13 che poi riparte, Esposito, lancerà avanti, non si capisce con Motta e allora riparte il Mantova. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo. Cabeza, Dimas, Bocao e Leleco, meno di 60 secondi all'intervallo. Bocao a cercare Cabeza con il tacco, Cutrupi recupera, Motta riparte, termina a terra, non c'è nulla, allora Dimas dall'altra parte, Dimas in mezzo a 2, Di Ponto evita il calcio d'angolo, Cutrupi
per Esposito, il destro lontanissimo dallo specchio di porta, difeso da Ricordi. Ultimi 35 secondi di un primo tempo a ritmi infernali. Dimas, Cabeza si accentra, termina a terra, la scorrettezza di Renghifo che stava per ripartire, c'era un'autostrada davanti a lui, è arrivato il fischio e il direttore di gara a segnalare la scorrettezza. Terzo fallo anche per il Lido, ma soprattutto calcio di punizione interessante per il Mantova a 23 secondi dall'intervallo. Parrell e Dimas sul punto di battuta. Barra in barriera, Motta sul primo palo, la finta di Parrell, andrà a Dimas con il destro in porta, palla fuori, tanta potenza, poca precisione, nessun pericolo per Edoardo Di Ponto, pronto con le mani a rimettere in gioco, cerca Barra, a vuoto Dimas che si lamenta, non controlla Barra, rimessa laterale per il Mantova. Ultime azioni, forse ultima azione del primo tempo. Parrell per Dimas, 10 secondi, Rocha recupera il pallone, suolata, Motta! Calcio altissimo da ottima posizione, sull'intuizione di Rocha, davvero molto altruista. 5 secondi, Leleco in avanti, Renghifo, super anticipo, riparte il Lido ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione, la squadra di Maurizio Grassi è avanti 3-2 contro il Mantova, risultato maturato in rimonta dopo il doppio vantaggio della formazione ospite siglato da Leleco e Cabeza. Il Lido ha saputo rimontare con Barra, Paulinho ed Esposito.
Tutto pronto per il secondo tempo di Lido Mantova, si ripartirà dal 3-2 della prima frazione. Primo possesso di questo secondo tempo per il Lido di Ostia, già pronti Rocia e Barra. Grande Lido in rimonta contro un Mantova che aveva approcciato alla grande questo match portandosi sul 2-0. Adesso sta per riprendere il gioco, fischietto in bocca, si riparte. Rocia, Motta, Gattarelli, la pressione di Leleco, passa Rocia, ancora il 14 cerca la giocata, si trascina fuori il pallone ma c'è stato un tocco di Leleco. Possesso ancora per il Lido. Rocia all'indietro, Gattarelli, Motta riceve, va in avanti verso un compagno che non c'è, forse però c'è stata una deviazione, è così, sarà calcio d'angolo. Allora si mantiene in avanti la squadra di Maurizio Grassi. Pronto Gabriel Motta, scucchiaiata, Rocia al volo, se la cava il Mantova che adesso va a lungo a cercare Poletto. Palla di nuovo per il Lido, Motta per Barra con l'esterno, super scivolata di Boccao. Leleco, ritmi vertiginosi anche in questo avvio di secondo tempo, ci divertiremo. Mentre intanto arriva un cartellino giallo per Matteo Esposito, che deve aver detto qualcosa di troppo all'indirizzo del direttore di gara. Giallo per Matteo Esposito. Colloquio tra il direttore di gara e Maurizio Grassi. Gioco che adesso può riprendere. Andrà Dimas su questo fallo laterale. Tocca all'indietro, Leleco, Dimas, Leleco, Dimas, scambiano i due. Boccao coinvolto nell'azione. Poletto, Dimas, Boccao mette giù il pallone, il Lido a ringhiare, Barra recupera il pallone nella sfida tra capitani. Gattarelli messo in difficoltà, perde la sfera, attenzione a Poletto, Leleco in area di rigore, Poletto in mezzo, Barra a protezione della porta, mette in fallo laterale. Leleco centralmente, Poletto circondato, Dimas con il destro, la deviazione di Motta. Aumenta la pressione del Mantova che vuole il gol del pareggio. 1 minuto e 14 secondi sul cronometro del secondo tempo. Manca una vita al Pala di Fiore in questa 20ª giornata del campionato di Serie A. La prima dopo la sosta per le nazionali. La scivolata di Leleco, il pallone in fallo laterale. Il Lido torna a gestire la sfera. Rocia all'indietro, Motta. L'anticipo di Boccao. Pallone comodo per Edoardo Di Ponto. Barra si gira, pensa al destro, lo prova, sbatte su Boccao, arriva Motta, poi ricordi per Leleco, il capitano a impostare, Lido altissimo, lancio lungo con il petto di Ponto e un assist buono per Barra. Gattarelli nella sua area di rigore, lancia lungo, pallone in tribuna, non ha voluto correre rischi il numero 4 del Lido di Ostia. Dimas, Leleco, Boccao, Dimas sulla sinistra, Leleco centralmente, ancora Dimas, giro palla a Mantova, anticipo secco di Gattarelli che lascia il pallone a Barra, rischia qualcosa Poletto, ancora Lido, Rocia, Motta in difficoltà, perde il pallone, trattiene Leleco, riparte il Mantova, Rocia, super chiusura e allora siamo già dall'altra parte. Barra servito, esce Ricordi che chiude lo specchio in faccia al capitano del Lido. Non c'è un attimo di respiro, a terra Leleco, che ritmi. Leleco a terra e allora ci prendiamo qualche istante per rifiatare.
l'intervento dello spazzolone sul gommato del pala di Fiore, gioco che adesso può riprendere Motta a battere questo fallo laterale, si avvicina Gattarelli che poi attacca l'area di rigore, Rocia sbatte su Mateus, protesta il pubblico di Ostia, a terra Gattarelli dopo un contrasto con un avversario, ha lasciato proseguire il direttore di gara, nulla di grave per Gattarelli, si è rialzato l'ex Lazio, rimessa laterale, pronto Rocia. Prima però deve intervenire lo spazzolone per asciugare all'interno dell'area di rigore di Ricordi. Bisogna attendere qualche altro istante, allora piccolo riepilogo, 17 minuti 38 secondi alla fine di questo match che vede Lido avanti 3-2 sul Mantova, nessun fallo nella ripresa, possesso Lido, Rocia in avanti, anticipo di Bocao, poi recupera il Lido, attenzione a Motta, Gattarelli con il destro fuori, troppo esterno nel tentativo di Daniele Gattarelli. E allora si resta sul 3-2, Mateus, Dimas pressato, Rocia recupera il pallone, Rocia! Che gol! La qualità di Raul Rocia, tocco delicatissimo, tocco dolcissimo, il poker del Lido di Ostia, 4-2. Sono 14 in campionato per Raul Rocia che si fa il segno della croce, più 2 Lido, massimo vantaggio per la squadra di Maurizio Grassi, ma manca una vita, attenzione al Mantova, Mateus, Bocao, lancio lungo, Cabeza con il petto, va a sfidare Scalambretti, il fallo del numero 16, prima scorrettezza del secondo tempo, possesso Mantova. Protesta Federico Scalambretti per la decisione del direttore di gara, calcio di punizione, Bocao, Parrell, Bocao, Mateus, chiusura di Scalambretti, Rocia fa girare Motta, Rocia centralmente, grande azione del Lido, attenzione a Motta, si allunga un po' il pallone, poi cerca la giocata, il campo però è finito e allora rimessa laterale per il Mantova. Allontanato intanto Lamberto Lucatelli, dirigente accompagnatore del Lido di Ostia. Mateus, Bocao, Parrell cerca con lo sguardo Cabeza, poi va da Mateus, Bocao, adesso Cabeza, duello con Scalambretti, il fischio il direttore di gara, questa volta il fallo è di Cabeza, calcio di punizione per il Lido, ha tenuto Federico Scalambretti che adesso andrà a battere questo calcio di punizione. Esposito, Scalambretti di prima intenzione verso Paulinho, palla in fallo laterale, Bocao, Cabeza pensa al destro, è una finta, ancora Cabeza, Cabeza con il mancino alto sopra la traversa di Ponto, lungo a cercare Paulinho, controllo con il petto, gran giocata di Paulinho, poi usa il fisico, Paulinho all'indietro, Scalambretti, la conclusione, Ricordi a dire di no, applaude la panchina del Lido, insiste la squadra di Grassi, Cutrupi controlla il pallone, Scalambretti, lancio lungo, si impegna Paulinho che però non riesce a tenere in campo questo pallone, rimessa a Mantova, cartellino giallo per Paulinho e Bocao chiede un pallone al cronometrista. Quarto minuto del secondo tempo, 4-2 Lido di Ostia. In questa ripresa la rete di Rocia che ha permesso al Lido di allungare e di portarsi sul più 2.
il possesso è del Mantova, rimessa per Bocao, Parrell, Mateus, Bocao contro un movimento di Parrell, ignorato, cercato Cabeza, chiude Scalambretti che poi rischia tantissimo, Cabeza di punto blocca. Quanto ha rischiato Scalambretti, che aveva fatto una grande cosa in fase di chiusura, poi stava per rovinare tutto. Bocao può allargare dall'altra parte, cerca l'imbucata, Cabeza contro Scalambretti, la chiusura del 16, la ripartenza del Lido, Esposito, si distende la squadra di Grassi, la chiusura di Cabeza in fallo laterale e poi il cartellino giallo per Mateus. Spazzolone in campo e allora gioco fermo. Gioco che riprende Scalambretti, Esposito, Paulinho contro Bocao, tocca all'indietro, allora Di Ponto costretto a intervenire, lancio lungo a cercare Cutrupi, l'uscita di Ricordi che stava per combinare una bella frittata, se l'è cavata il Mantova che riparte, Mateus, Bocao, Cabeza, Mateus, Parrell, Bocao, Parrell, possesso Mantova, raddoppio su Parrell, Cutrupi recupera il pallone, poi torna indietro, allontana, lo fa male, Cabeza vuole lo spazio per il tiro, destro-sinistro, poi il mancino sul corpo di Scalambretti che esulta e mette fallo laterale. Mateus, Parrell pensa al tiro, poi allarga Bocao, lui va in porta, colpisce male e allora rimessa da fondo campo. Di Ponto, è tornato in campo Rocia, in campo anche Lutta, cambi per Maurizio Grassi, le indicazioni di Milella forse le sentite in sottofondo, rimessa Lido, Lutta, lo scorso anno protagonista della promozione del Mantova, eccolo Valerio Lutta, non sa chi darla, allora ricomincia da Di Ponto, Rocia si è liberato bene, riceve a centrocampo, cerca Esposito con una grande idea, pallone leggermente lungo, dice ok Maurizio Grassi che non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, davvero gigantesca fin qui. Mateus, la pressione di Rocia, energie infinite per il 14 del Lido di Ostia. Bocao, Parrell, Lido sempre alto a pressare, rischia il Mantova, Cabeza pulisce un pallone complicato, Bocao, Parrell, regalato il pallone a Rocia, 2 contro 1, Rocia per Esposito, Esposito mette in mezzo, il pallone passa, arriva a Cutrupi, incredibilmente fuori, se lo divora così Christopher Cutrupi, ha avuto la palla del 5-2, quanto sta rischiando il Mantova in fase di impostazione. Bocao, Cabeza contro Lutta, 1 contro 1, il raddoppio di Cutrupi, riparte Lutta, di prepotenza ancora Lutta che poi litiga un po' con il pallone, rimessa Mantova, settimo del secondo tempo, 4-2 per il Lido, prova la squadra di Milella, Cabeza, Bocao,
Contromovimento di Salas che riceve, ricomincia da dietro, Parrella a sinistra, Cabeza, saltato Lutta, Cabeza, torna su di lui Lutta, bel duello vinto da Lutta che però concede il fallo laterale. Cabeza in mezzo, Salas cicca il pallone, poi Parrella accorcia le distanze con il mancino, -1 Mantova. Questa volta è il Mantova a sfruttare una palla inattiva. 6 minuti e 30 secondi sul cronometro del secondo tempo. Un gol divide le due squadre, 4-3 per il Lido, ma il Mantova è tornato in partita. Rocha, il solito gioco di gambe, poi il cambio di lato, Motta centralmente, prova con il mancino, chiede un fallo di mano, si prosegue. Rocha perde il pallone e poi commette fallo stendendo Poletto. Secondo fallo del Lido di Ostia in questo secondo tempo. Salas, salta Rocha, Parrell, Poletto, si gira, Salas, la chiama Leleco, ignorato, Salas va da solo, adesso è il capitano a cercare Poletto, duello con Lutta, Poletto tiene la sfera sotto la suola, si gira, va in porta, Di Ponto blocca la conclusione, a dire la verità abbastanza debole. Rocha a cercare Motta, grande idea, Motta arriva con un secondo di ritardo. Che piedino fatato Raul Rocha. Dal suo destro può sempre nascere qualcosa di fantastico, come in occasione del 4-2. Parrell, la chiama Salas, la riceve, torna da Parrell, Poletto, la testa però di Rocha, il Lido riparte, Motta trova Barra, il destro del capitano, pallone in calcio d'angolo. Chiama lo schema Lutta, ha già iniziato a contare il direttore di gara. Lutta, passano i secondi, palla in mezzo, la respinta di Salas, si accontenta del fallo laterale Lutta, resta lì il Lido. Pronto Lutta, questa volta all'indietro, Motta va sul destro per una volta, poi Lutta all'indietro, Di Ponto con i piedi per Barra, pallone complicato, lo tiene il capitano che usa il fisico e poi ricomincia da dietro. Lutta, Motta sull'out destro, fa tutto con la suola, Motta può puntare, Motta raddoppiato, il pallone si impenna, Motta vorrebbe il fallo laterale, viene spinto, fallo di Salas, calcio di punizione per il Lido. Terza scorrettezza del Mantova in una partita molto fisica ma fin qui assolutamente corretta. Ci stanno regalando uno spettacolo delizioso queste due formazioni, ma d'altronde avevamo pochi dubbi. Lido galvanizzato dal primo successo esterno sul campo del Genova. Mantova che viene sì da 5 KO consecutivi, ma che nell'ultimo turno ha perso contro il Real Rieti 7-6, il pirotecnico finale di quella partita. Adesso calcio di punizione per i padroni di casa, attenzione, lo ripetiamo sempre, al mancino di Gabriel Motta, il fischio, Motta questa volta è uno schema, gestito malissimo questo possesso, riparte il Mantova con Parrell, l'intervento di Motta che rimedia al suo errore. Adesso cerca di spiegarsi con Rocha, 11:54 al termine del match, possesso Mantova, un gol a dividere le due squadre. Parrell esce dal campo, Dimas sul rettangolo di gioco, Salas a gestire, Dimas, lancio lungo, si impegna Poletto, pallone impossibile da tenere in campo, fuori Lutta, dentro Gattarelli che nel ruolo di ultimo si sta consacrando a livelli altissimi. Una decisione partorita da Roberto Matranga e poi conservata da Maurizio Grassi dopo il cambio in panchina. Salas, il Mantova in avanti, Leleco, Dimas di prima, Motta, Rocha, Barra, ripartenza Lido, Gattarelli in mezzo, il pallone non passa
disperato Rocia che già pregustava la battuta sul secondo palo. Gattarelli, Motta, super Ricordi, a dire di no. Un po' di fortuna per Motta che aveva trovato lo spazio giusto per calciare dopo un rimpallo. Poi la super parata di Ricordi, adesso il possesso per Gattarelli che perde il pallone, riparte Salas, pallone per Poletto, in mezzo! Troppo altruista Poletto, ringrazia il Lido, che occasione per il Mantova. Motta alza il pallone, la testa di Leleco, Dimas all'indietro, Bocao a impostare, imbucata, Poletto vuole lo spazio, poi cerca ancora Bocao, si chiude il Lido, adesso il Mantova va ad aggredire i padroni di casa alla ricerca del 4-4, Leleco all'indietro, Bocao tocca a Motta, si accontenta del fallo laterale Bocao, siamo quasi a metà del secondo tempo, 10:56 al termine di questa sfida ancora apertissima. Leleco, Dimas torna dal suo capitano, Leleco imbucata, Poletto spara alla porta contro Gattarelli, si gira, va a calciare, Gattarelli chiude ma il Mantova insiste, buon momento per la formazione ospite. Leleco, Dimas, Bocao, Leleco, Bocao, giro palla Mantova, Dimas, Bocao, Leleco, si alza il Lido, Bocao messo in difficoltà, anticipo secco di Gattarelli che riparte, ancora Gattarelli, Motta sull'out destro, Gattarelli, Rocia un po' di spazio, va da Barra, mette a sedere Dimas, poi viene murato il capitano del Lido. Rocia, Motta colpisce malissimo, palla altissima che sbatte sul soffitto del palla di Fiore, rimessa laterale per il Mantova. Pronto a rientrare in campo Parrell che chiama il suo capitano, bisogna attendere però almeno questa azione. Bocao pressato da Barra, Bocao, Barra tocca per ultimo e allora rimessa Mantova. Rimandato ancora il cambio tra Leleco e Parrell, non vuole uscire il capitano del Mantova. Bocao pronto a battere, lancio lungo per Poletto, poi Gattarelli recupera la sfera e si prende il fallo laterale, chiede calma Leleco, Parrell attende, Motta, Barra difende il pallone, pronto il raddoppio, Barra cerca la giocata, si lamenta, pallone buono per Ricordi che va da Leleco, Bocao, Leleco, Bocao, si allunga il pallone, arriva Esposito che ricomincia da Di Ponto, lancio lungo, la testa di Bocao e poi la presa comoda di Ricordi, adesso il cambio, dentro Parrell, fuori Leleco, Bocao, superata la metà del secondo tempo, Gattarelli, anticipo sontuoso, ripartenza, vola a terra Gattarelli che si prende il giallo per simulazione, incredulo il 4 del Lido di Ostia, fischia il pubblico del Palla di Fiore. (9:15) al termine di questo match, un gol a dividere le due squadre, Lido avanti 4-3 sul Mantova. Parrell, suolata Dimas, Bocao, suola anche lui, Parrell, Bocao rischia la pressione di Barra, Bocao rimedia prendendosi il fallo laterale, batte le mani Paulinho che ha bagnato il suo esordio con un gol di tacco. Anticipo di Gattarelli, Cutrupi tocca male, allora Cabeza all'indietro, Dimas, Cabeza sulla sinistra, può puntare Gattarelli, Cabeza, Gattarelli in fallo laterale, ancora attentissimo Dimas, Parrell,
Bocao, si lamenta Milella che allarga le braccia, il possesso è ancora del Mantova, Dimas rischia qualcosa, arriva Parrell all'indietro per Ricordi, Bocao, Parrell in avanti, questa volta Cabeza prende il pallone, sfida con Gattarelli, il raddoppio di Barra, Cabeza si trascina fuori il pallone. Splendido il duello tra Cabeza e Daniele Gattarelli. Esposito, Di Ponto, Esposito pressato, gioca di sponda con Cabeza, si prende il fallo laterale, sarà lui stesso a batterlo Gattarelli. Cutrupi aggredito da Dimas, concede il fallo laterale per non correre rischi. Dimas all'indietro, Bocao in avanti con il tacco Cabeza, Di Ponto chiude lo specchio e poi va a rimettere in gioco il pallone con le mani. Esposito, Paulinho è rientrato in campo, sgambettato da Bocao, non c'è nulla per il direttore di gara, il possesso è comunque del Lido, sarà fallo laterale. Zoppica un po' l'ultimo arrivato del Lido di Ostia, che però può rimanere in campo. Cutrupi, Esposito, è partito Gattarelli, lo cerca Esposito, si prende il fallo laterale. Movimento di Paulinho, tocca male Esposito che chiede scusa. 7 primi, 51 secondi al termine, 4-3 Lido di Ostia. Possesso però per il Mantova. Bocao va a raccogliere il pallone, lo lascia a Dimas, sarà il 77 a battere questo fallo laterale, servito Parrell. Bocao, malinteso con Parrell e allora rimessa Lido. Cutrupi, Scalambretti, Roccia, la chiama Cutrupi, Roccia alla porta, se la allunga troppo, pallone in fallo laterale. Pronto Cabeza che ha ricevuto indicazioni da Milella. Dimas, Cutrupi recupera il pallone, serve Paulinho, Paulinho, Ricordi super, ancora Lido, Cutrupi, Paulinho fuori, clamorosa chance dopo un duetto meraviglioso con Cutrupi, errore non da Paulinho ma che intesa con Cutrupi, qualità anche per il Lido di Ostia. Fallo di Cabeza, calcio di punizione per il Lido di Ostia, quarta scorrettezza del Mantova. In questa ripresa deve fare attenzione la squadra lombarda perché manca una vita. 7 primi, 15 secondi per l'esattezza qui al Pala di Fiore. Attenzione a Paulinho, vuole il mancino, lo prova, sbatte su Bocao, rimessa ancora per la squadra di Grassi. Roccia per Scalambretti, ancora Roccia, Cutrupi calcia, pallone deviato e poi bloccato da Ricordi. Parrell, Bocao, Parrell, scambio tra i due. Cabeza, Bocao, Parrell in avanti per Cabeza, che anticipo di Cutrupi che poi riparte, salta l'avversario, ancora Cutrupi con le fitte, Cutrupi subentra Scalambretti, Cutrupi e poi la chiusura di Mateus. Applausi per Christopher Cutrupi che adesso torna in panchina, al suo posto Gabriel Motta. Il richiamo del direttore di gara che va a redarguire Paulinho e Bocao. Bel duello, bella sfida, l'abbraccio bellissimo tra i due che hanno combattuto tante battaglie. Scalambretti, Roccia, Di Ponto, lancio lungo, Bocao in anticipo, ancora per Di Ponto che cerca Paulinho, trova la testa di Bocao, il pallone passa, attenzione a Poletto, Poletto con il bacino, Di Ponto, il calcio d'angolo. 6:22 al termine di questa sfida, ancora in bilico qui al Pala di Fiore. Parrell
conta il direttore di gara, pallone in mezzo, Motta riparte, si distende il Lido con Motta che fa tutto da solo, Motta fino in fondo, intervento falloso di Boccao che era già ammonito, si prende il secondo giallo e termina qui la sua partita, cartellino rosso per Boccao e quinto fallo per il Mantova, momento chiave del match sulla super giocata di Motta, il secondo giallo di Boccao, Mantova a 5 falli. Mantova con l'uomo in meno e anche con 5 falli sul groppone, calcio di punizione. Calcio di punizione per il Lido, pronto Paulinho. Due minuti di inferiorità numerica per il Mantova che non può commettere falli. Paulinho, Roccia, Motta, Roccia. Pressato, va da Paulinho, su di lui Poletto, Roccia di prima, Motta. Vuole il mancino, lo prova, pallone a fondo campo, 6 minuti esatti al termine di questo match. Poletto deve guadagnare secondi, raddoppiato, si prende il calcio di punizione, terzo fallo del Lido. Lancio lungo, la testa di Lutta, pallone in fallo laterale, il Mantova resta alto, prova a far scorrere il tempo, Poletto in mezzo a due, perde il pallone, Roccia con l'esterno, Motta, Roccia e allora siamo nell'altra metà campo, Lutta calcia e trova l'intervento in scivolata di Poletto a mettere in fallo laterale. Prima lo spazzolone, bisogna asciugare il rettangolo del pala di fiore, il gommato del pala di fiore. Lutta, Motta, Roccia in mezzo per Lutta, prova il destro, il pallone si impenna e poi termina in fallo laterale. Motta, Roccia, Motta, il mancino, Lido che finora non sta gestendo benissimo la superiorità numerica, se n'è quasi andato il primo minuto con l'uomo in più. Il Mantova prova a resistere, lancio lungo impreciso per l'Eleco, allora rimessa da fondo campo, pronto Di Ponto, lascia l'impostazione a Lutta, Motta, Roccia, Paulinho, Motta, Lutta, Motta, Paulinho, tocco di ritorno, Motta per Lutta, Roccia, cambio di lato, Motta in mezzo, l'Eleco salva, ancora Lido con Lutta, Motta, Roccia, Paulinho, Roccia di prima intenzione per Motta, chiede pazienza Maurizio Grassi, Motta per Lutta in area di rigore, ricordi, poi Motta, alto di pochissimo, la palla del possibile 5-3, fuori di poco, si resta sul +1 Lido.
Lancio di Ricordi, la chiama Di Ponto, la blocca senza problemi, Lutta, ultimi secondi di superiorità numerica, Roccia, Motta, Paulinho in mezzo, deviazione, rischia l'autogol Poletto, riflesso felino di Ricordi in calcio d'angolo, altri 11 secondi con l'uomo in più per il Lido di Ostia. Paulinho, Roccia in mezzo per Lutta che perde il pallone, rimessa laterale per il Lido, altri 4 secondi con l'uomo in più per il Lido. Roccia, Motta, Roccia, la scivolata di Poletto, parità numerica ristabilita, Paulinho, Ricordi, chiude la porta, mette in fallo laterale, ha saputo stringere i denti il Mantova, adesso è di nuovo 5 contro 5. Prova Motta, sbatte su Salas, si accontenta del fallo laterale Roccia. Paulinho si gira con il bacino, ha cercato una soluzione impossibile, c'è stata una deviazione, calcio d'angolo per la squadra di Grassi. 4 minuti e un secondo alla fine di questo match, un solo gol a dividere Lido di Ostia e Caos Mantova. Pronto Motta, Roccia, pallone non perfetto per Barra che allora ricomincia saggiamente da Di Ponto, con i piedi il numero 25 nel vuoto e in fallo laterale, possesso Mantova. Leleco, Dimas, frenata, tocca all'indietro, Leleco supera il centrocampo, Salas, Dimas, Leleco, il mancino, Gattarelli, poi Esposito riparte, prova ad andare da solo, chiuso da Salas, arriva Dimas sulla destra, Poletto, l'anticipo di Barra che chiede il fallo laterale, non lo ottiene. (3:29), una vita nel calcio a 5. Rimessa Mantova, un gol da recuperare per la squadra di Milella che nel primo tempo era andata avanti per 2-0. Dimas, Poletto, si gira! Di Ponto immobile, ma il pallone termina fuori. Lancio lungo a cercare Cutrupi, spizza in calcio d'angolo Leleco. Pensa al portiere di movimento Giuseppe Milella che ha già dato indicazioni a Poletto per il 5 contro 4. Calcio d'angolo Lido, Esposito in mezzo per Cutrupi, 5-3 per il Lido di Ostia. Lo aveva promesso Cutrupi, questa partita faccio gol, così è stato, è venuto a darci la mano. 5-3 per il Lido, nono gol in campionato per il numero 10. Grande azione giocata di Cutrupi in anticipo sul primo palo, nulla da fare per Ricordi, il Lido è di nuovo sul +2, portiere di movimento per il Mantova. Dimas, Parrell, Dimas, fischi di paura del Paladifiore, il 5 contro 4 del Mantova. Dimas, 3 minuti al termine. Parrell in avanti, palla in mezzo, Poletto non arriva di testa sul suggerimento di Capesa. Esposito, lancio lungo, Cutrupi di testa, lotta ancora il numero 10, poi arriva Motta che cerca la magia, perde il pallone, riparte Dimas. E allora di nuovo con il 5 contro 4 la squadra di Milella che deve recuperare 2 gol in meno di 3 minuti. Parrell in area, Parrell, si chiude il Lido, poi Cutrupi per Motta, la porta è vuota, non calcia il Lido. Allora di nuovo il Mantova con Leleco, Parrell, Dimas, fischia il pubblico del Paladifiore, Leleco, Dimas, pensa al destro, lo prova, non è una buona idea, rimessa da fondo campo, prima il time out per il Lido di Ostia.
Le indicazioni di Maurizio Grassi: deve difendere 2 gol di vantaggio il Lido di Ostia. 2:17 al termine del match, rimessa da fondo campo, pronto Di Ponto con le mani. Prima però serve lo spazzolone davanti alla panchina di Grassi, si può ripartire comunque, allora Di Ponto con le mani a cercare Rocia che prova a tenere in campo il pallone, non ci riesce. Mantova di nuovo con il 5 contro 4, Parrell nel ruolo di portiere e di movimento, battuta alla rimessa laterale da Dimas, scambio con Poletto, Dimas, Leleco, nuovi fischi del Pala di Fiore verso il portiere di movimento del Mantova che prova la conclusione, deviazione, poi Cabeza direttamente a fondo campo. 122 secondi al termine del match. Di Ponto, Rocia difende il pallone, poi lo perde, arriva Leleco, Parrell, Leleco, Dimas per Poletto, il pallone arriva a Leleco, poi la conclusione, si salva il Lido sul destro di Dimas. Dimas ancora con il destro, ancora Di Ponto, Rocia con la porta vuota, recupera però il Mantova. Meno di 90 secondi al termine. Dimas, Cabeza fa uscire il pallone, Dimas lo tiene agganciato al piede destro, Parrell, Dimas, passano i secondi, il destro di Dimas, rimessa da fondo campo, Di Ponto con le mani per Motta, cerca lo spunto, termina a terra, tiro libero per il Lido di Ostia che ha la palla del KO. Si è conquistato il tiro libero, lo andrà a calciare Gabriel Motta. La palla del +3 a 65 secondi dal termine di questa sfida. La può chiudere la squadra di Maurizio Grassi. Motta contro Ricordi, questo è il duello, questa è la sfida. Rincorsa lunghissima di Gabriel Motta. Fischia il direttore di gara, Gabriel Motta con il mancino, Ricordi para! Super intervento di Ricordi che tiene aperta la sfida. Motta prova a rifarsi immediatamente, ancora il numero 11 che si accontenta del fallo laterale, 56 secondi al termine. Rocia riceve il pallone, attende il movimento di Cutrupi, poi ricomincia saggiamente da dietro, Di Ponto con i piedi, lancio lungo, la testa di Leleco, il controllo di Cutrupi che allarga per Motta, in mezzo, Leleco salva. Calcio d'angolo, Lido a un passo di nuovo dal 6-3, la squadra di Grassi che soffre in panchina. Cutrupi al volo, colpisce male, rimessa da fondo campo, 39 secondi. Torna in campo Parrell come portiere di movimento. Cabeza, Dimas in mezzo, non arriva Poletto, dimenticato dalla difesa dei padroni di casa. Ha avuto la palla per riaprire il match e rendere incandescente questo finale. Sarà invece rimessa da fondo campo, Di Ponto con le mani a cercare Cutrupi, di testa la spizzata. Parrell, meno di 30 secondi, serve un miracolo a Mantova che prova con Leleco. Parrell, Dimas, il destro, risponde Di Ponto, poi Dimas tiene in campo il pallone, ultimi 15 secondi, ancora Dimas, murato anche questa volta, pallone in fallo laterale, si avvicina il trionfo del Lido, la seconda vittoria di fila per la squadra di Maurizio Grassi. Parrell scucchiaia, Cabeza non inquadra lo specchio e allora lo possiamo dire, finisce probabilmente qui questo match, esulta già il pubblico del Pala di Fiore. Maurizio Grassi fa i complimenti a Rocia, l'abbraccio con barra, tutto bellissimo, il lancio lungo, la rovesciata di Cutrupi
Se avesse fatto questo gol sarebbe venuto giù il palazzetto. Parrell, Leleco, conto alla rovescia, qui al Pala di Fiore. Di Ponto con le mani per Cutruppi, arriva la sirena, il Lido di Ostia batte per 5-3 il Mantova e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato.